Allora, siamo con la Briola, il portiere della Real Sinisi. Innanzitutto stai bene perché ti abbiamo visto nel secondo tempo andare giù dopo un contrasto, spero nulla di grave. No, no, adesso molto meglio. È stato giusto lì per lì che ho preso la botta in testa e mi girava la testa tutto lì. Poi adesso sto bene per fortuna. Una partita, diciamo, tra virgolette difficile per te perché la Vulture è arrivata molto spesso dalle tue parti. Hai parato un calcio di rigore e questo sicuramente è uno dei premi maggiori alla stagione di quest'anno. Alla fine si sapeva, il divario tra le due squadre era, non bisogna essere presuntuosi, era nettamente superiore. Però a noi è servito comunque, è stato un buon allenamento perché noi dobbiamo affrontare una partita importante domenica, la semifinale dei playoff, per cercare di arrivare in finale, perché noi dobbiamo cercare di fare il massimo per arrivare in eccellenza, anche perché credo che ce lo meritiamo tutti. Per quanto riguarda il rigore è sempre una lotteria sia per chi calcia che per chi para. Ho intuito l'angolo e l'ho parata, ma alla fine devo dare atto soprattutto alla mia difesa che anche in questa partita, ma soprattutto durante tutto il campionato, è stata la seconda miglior difesa e quindi sono stato sempre molto tranquillo. Come diceva già sia il presidente che il mister Filardi, è anche una questione di gruppo, quella della Real Senise, che col gruppo, nonostante sia molto giovane, è arrivata a raggiungere questi risultati. La nostra fortuna, appunto, come ha detto il mister, il presidente, è che noi abbiamo un gruppo, abbiamo una squadra molto giovane, però abbiamo il gruppo, che credo che sia la cosa più importante. Quando hai il gruppo penso che puoi sopperire a qualsiasi forma tecnica e tattica. Infine, campionato di promozione avvincente, che non è andato bene per voi, ma comunque è stato un bella testa a testa tra voi il Brienza e l'Alto Bradano. Sì, è stato un bellissimo campionato quest'anno, è stato un campionato duro, difficile. Eravamo a 4-5 giornate dal termine, eravamo lì per vincere addirittura il campionato, poi siamo riusciti a perderlo e siamo riusciti a perdere anche il secondo posto, però non ci demoralizziamo perché, ripeto, abbiamo già domenica una partita molto importante.